Questa sedia, ad esempio, questa nello specifico, non permette di, ad esempio, per i mancini non va bene. E poi ha una ribaltina, vedete qui, rispetto a quella tradizionale, questa invece ci consente, insomma, vedete, di girare facilmente per il mancino, quindi un'operazione veramente di pochi secondi, insomma, e a parte il fatto che insomma ruota anche a 360 e questa sedia permette anche l'attività di incastro, cioè immaginiamo uno di fronte all'altro, si riesce a creare subito un microbanco e la distanza è effettivamente diciamo di 1 metro. L'Istituto Comprensivo di Vo, il paese simbolo della pandemia in Italia, fu tra i primi a ricevere i banchi con le rotelle, 30 sedie innovative che oggi però hanno dovuto reinventarsi un utilizzo visto che la gran parte degli studenti le definiscono scomode e poco agevoli, soprattutto se si è mancini o se si devono utilizzare quaderni grandi o attrezzature particolari. Sono molte le scuole che hanno già accatastato i banchi dell'era Covid in soffitta, stancendo il flop dell'iniziativa voluta dal ministro Azzolina. La Regione Veneto nelle scorse ore ha dato il via libera ad un'ispezione sull'utilizzo ed eventuali danni posturali da banchi a rotelle. Il monitoraggio che sta facendo la Regione Veneto, partito proprio questa mattina tramite l'assessore Elena Donazzan, ci aiuterà anche a capire quanti sono che hanno queste difficoltà e quindi si interverrà. Chiaramente anche noi dirigenti, come dire, vogliamo rispondere a quelle che sono le criticità, in questo caso posturale, e capire se possono essere utilizzate per 6 ore, 8 ore, piuttosto che per 1 ora o 2 ore. Nel frattempo a Lozzo Testino, sede di uno dei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Vo, si cerca di trovare una soluzione per evitare che le sedute innovative costate tra i 150 e i 280 euro vengano completamente abbandonate. Noi le abbiamo in dotazione da quest'anno e le teniamo per microattività di laboratorio, piccoli gruppi di recupero e in diversi momenti della giornata scolastica. I ragazzi, ci spiegano, utilizzano le sedie per microattività che intervallano con le cosiddette lezioni tradizionali. Inoltre in questa scuola le lezioni si fanno anche grazie all'impiego di tablet di ultima generazione, dedicando ore anche a materie come la robotica. Delle nostre classi, da 29, noi continuiamo a utilizzare le sedie con ribaltina perché bilanciando quello che è la difficoltà posturale di 4-5 ragazzi a fronte dell'impossibilità invece di poter garantire la sicurezza, in questo caso vie di fuga, terremoto, quant'altro, noi abbiamo comunque mantenuto queste sedie. In che modo risolvendolo? Dico anche ai colleghi dirigenti, facendo ad esempio 3 pause durante la mattinata